Buongiorno a tutti, la rubrica Sfogliando gli album, stavo partendo, era tutto pronto, non avevo l'album in mano, è abbastanza inutile fare la rubrica Sfogliando gli album in cui si parla e si mostra l'album senza avere l'album. Eccolo qua, 2010-2011, lo scudetto del Milan di Allegri, lo scudetto del Milan di Ibrahimovic, ma a noi il campionato interessa relativamente perché ci concentriamo sull'album e sulle figurine e questa è la copertina e adesso se mi aspettate e mi seguite io vi faccio vedere come è fatto dentro, venite con me. Allora, ci siamo? Eccoci qua. Questa è la copertina, come vi ho fatto vedere, attenzione, fermi tutti, perché sono 50 anni della Panini e quindi vedete che c'è questo riconoscimento un po' con la classica rovesciata con il tricolore, lo scudetto diciamo dell'Italia e questa sorta di grande stadio illuminato quasi dorato per celebrare i 50 anni dell'album della Panini. Andiamolo a vedere dentro, non ci sono giocatori, non ci sono protagonisti della Serie A, ma c'è un motivo abbastanza chiaro e vedete c'è anche un po' il discorsetto fatto per celebrare la Panini e i 50 anni con vedete anche tante copertine che ci sono qui come sfondo, anche i pacchetti delle figurine, anzi più che le copertine credo siano proprio i pacchetti bellissimi, tra l'altro i pacchetti delle vecchie figurine, vedete pacchetto del 92-93 ad esempio, molto molto bello, e il calendario che viene relegato tra virgolette al retro della copertina, vedete calendario moderno senza più la classifica come era come abbiamo visto già nelle settimane precedenti. Andiamo a vedere una giornata qualsiasi, siamo qui all'11ª, il 10 di novembre del 2010, così vedete anche le squadre che c'erano e vedete anche, questo era un turno infrasettimanale, mi ricordo Milan-Palermo 3-1 e Roma-Fiorentina 3-2. E passiamo alla prima squadra che per una volta non è l'Atalanta perché era in Serie B ed è il Bari, album un po' più moderno però forse un pochino meno degli altri, sempre con ciò che c'è negli ultimi, quindi lo sfondo c'è questa enorme maglietta del Bari, vedete qui il colletto, vedete qui lo stemma, maglietta stilizzata sotto, figurine, adesso le andiamo a vedere, qui vediamo anche le due maglie, vengono messe le prime due maglie con questi pupazzetti, questi disegni, questa è la prima e questa è la seconda. Qui c'è l'allenatore, la figurina dell'allenatore Giampiero Ventura, qui c'è lo scudetto con la squadra, le figurine hanno il contorno bianco e una riga rossa un po' a richiamare i colori sociali della squadra, lo scudetto, il numero di maglia di ogni giocatore e la scheda un po' più scarna del passato con il numero di stagioni passate in ogni squadra e il resoconto con presenze e reti, non c'è più la scheda che c'era una volta, stile almanacco del calcio. Questi sono gli altri giocatori con gli altri titolari in rosa messi in alto e con anche le figurine, anche se le facce diciamo, anche se molto piccole, vedete, quantomeno gli si dava anche un volto agli altri giocatori. Questo Mauro Boerchio, portiere, nato peraltro il 16 agosto come me. Andiamo a vedere la squadra campione d'Italia che, come vi ho detto nell'intro, nell'anteprima, è il Milan di Allegri, non è il Lecce, eccola. Vedete Ibrahimovic in sottofondo, insomma come sfondo della pagina con la maglia del Milan. Questi sono i giocatori della rosa rossonera. La scritta della squadra è messa di lato in verticale, diciamo così, rispetto al resto, non campeggia più all'inizio della pagina come era sempre stato una volta, diciamo, con la scritta in alto. Questi sono i primi giocatori del Milan e questi sono gli altri, eccoli. C'è Ronaldinho che poi non finirà la stagione, ci sono i nuovi arrivi, vi ricordate le grottaglie? Giocò una partita sola, Milan-Lazio 0-0, si spaccò la fronte in uno scontro, praticamente gli riattaccarono
la fronte e non gioco più, come paradosso, ovviamente. Dopo la Serie A c'è il solito film del campionato con i cannonieri, il gol più bello. Qui viene premiato Ilicic del Palermo in Cesena-Palermo. Lo vedete qui, i campioni d'Italia, c'è il Milan con Allegri che festeggia lo scudetto. Questi uscivano ovviamente dopo la fine del campionato, perché vedete ci sono già le premiazioni con lo scudetto. I rivali dell'Inter, l'Inter che era partita malissimo, che poi rimontò fino al derby di aprile con la vittoria per 3-0 del Milan. Frammenti di storia, ci sono alcune figurine mitiche, Pizzaballa, il famoso portiere che leggenda vuole che non si trovasse mai la figurina. E passiamo alla Serie B, vi faccio vedere anche il calendario. Intanto partiamo dal calendario, partendo da questo qui 16 ottobre con i risultati, in modo che possiate vedere un po' tutte le squadre che c'erano. E poi le figurine sono un po' più piccole, anche un po' più strette. Vedete com'era la figurina della Serie B? Molto stretta, piccola piccola, lunga e stretta, contorno bianco, foto della squadra e scudetto. Più o meno sono tutte uguali poi le squadre. Vedete il Novara che poi arriverà in Serie A, Portogruaro, la unica stagione in Serie A. Passiamo alla Serie C. Guardate le curiosità anche della Serie C, perché Serie C1, denominata prima divisione all'epoca, ci sono le curiosità. Accanto alla figurina ad esempio dell'Alessandria c'è Gianni Rivera, accanto a quella della Cremonese c'è Gianluca Vialli, vedete? Queste sono le squadre della C1, figurine più piccole, molto piccole, con scudetti molto piccoli, guardateli qua, questa è la SPAL, con altre curiosità. Questo è il girone B, c'era il ritorno del Barletta anche in C1, e questa è la C2 denominata seconda divisione, con solo gli scudetti, ma anche qui le curiosità le vedete. Addirittura c'è Pierino Prati, perché si parla del Savona, eccolo qui. Scudetti molto piccoli, anche in questo caso. Questo è il girone B. Vedete qualche scudetto, il Crociati Noceto, che era una sorta di Parma, piccolo Parma, e la Giacomense, che diede poi la sua eredità alla SPAL nel momento in cui la SPAL non riuscì ad iscriversi, e che è un'altra delle pochissime squadre grigio-rosse che c'è al mondo, insieme alla Cremonese. E qui c'è la Serie D con i 9 gironi, le 167 squadre partecipanti, le vedete. Vi faccio vedere qualche stemma qualsiasi. C'è il Cantù, molto più famoso come pallacanestro, e poi c'è la Serie A femminile, come sempre, eccola, presente nell'album. Album moderno come gli altri, però abbastanza semplice, devo dire, rispetto ad altri. Si inventarono un po' poco. Queste sono le figurine speciali per i 50 anni della Panini, Top Team Panini, tanti fuoriclasse che hanno calcato i campi della Serie A. Vedete Maradona, Zidane, Platini, Antonioni, Baresi, Buffon, questi qui. E qui ci sono poi le copertine di tutti gli album, con un protagonista per ogni album, per ogni annata. Questo sempre per i
per festeggiare i 50 anni della Panini. E così si chiude anche l'album 2010-2011, che vi mostro di nuovo con la sua copertina, e la prossima settimana naturalmente ci sposteremo di un anno e andremo ad analizzare il 2011-2012. Ci avviciniamo ai giorni nostri, sono un po' già i giorni nostri, anche se sono passati già 15 anni da queste epoche. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, torno la prossima settimana con l'album e domani con la partita della settimana. Ciao!